Allarme esplosivi in tarda mattinata nella zona industriale di Camisano Vicentino. Verso le 10:30, nel corso di alcuni scavi per la posa di grosse tubature drenanti all'interno del parcheggio di un'azienda in via dell'Innovazione, la benna della ruspa colpisce e frantuma un contenitore in legno a 2,5 metri di profondità. All'interno alcune sfere metalliche, molto probabilmente granate al fosforo della Prima Guerra Mondiale, che a contatto con l'aria rilasciano fumo denso. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco. La situazione era tutta l'area che si vede in fondo dove sono quei tubi in cemento era coinvolta da fumo bianco pesante che faceva fatica a diluirsi e si diluiva leggermente un po' alla volta col vento. Quelli sono quegli involucri di metallo che dovrebbero essere tipo granate da mortaio, che una sta ancora fumando, non si vede, ma comunque tenendole bagnate riescono a stare sotto controllo, insomma. E il pericolo è così, è tenuto a bada da questa situazione, insomma, che si vede. C'era rischio per il fumo forse che creava il fosforo, perché ci sono state anche 4-5 esplosioni durante lo spegnimento, ma non ha fatto sta esplosione devastante. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha fatto scattare dalla prefettura tutte le procedure previste in questi casi, del tutto simili a quelle note avvenute nei cantieri della TAV. In questo caso non si trattava fortunatamente di bombe da aereo. Il sindaco alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Sono ritrovamenti storici di quel tempo là, quando una famiglia si trova nel ritiro magari di qualche azione militare in casa, qualcosa, era comune metterla in sicurezza, scavare una buca e metterla sottoterra, insomma. Allora, a livello di sicurezza, quanto è preoccupante questo ritrovamento? No, effettivamente a livello di sicurezza no, perché gli esperti che sono arrivati ci hanno già tranquillizzato. Nel pomeriggio sono arrivati artificieri, hanno messo in sicurezza l'area, hanno tolto tutto quello che c'era da togliere. Ci preoccupava all'inizio perché le notizie che arrivano sono sempre un po' allarmanti, ma è giusto così. Però dopo abbiamo preso coscienza di tutto e tutto quanto si sta risolvendo nel modo più migliore per tutti, insomma.